Allora, che cosa ne pensa lei della sconfitta della Juventus? Buongiorno, sono spagnolo, forza Barça! A Juventus, che fare a Juventus? Con Puppettone, come si chiama? Puppettone, che cosa hai combinato, Puppettone? Che sei un Puppettone completamente, non sei capace di picchiare un pallone che tu picchiavo. Lei sta parlando di Buffon. Di buffone, perché è un buffone? Perché se non era un buffone, appena intanto sua moglie non la cambiava con un'altra persona. Piero, che ci sta a fare? Che ci sta a fare? Pirlo. Che guarda, tu ci sta cava a bandare faccia, con una giornata non vai a domandare. Mi dispiace che tutti questi soldi che picchiate, perché questi soldi non me li dovete prendere. Avete pensato di portarvi la Champions, ma siete solo dei falliti. A me mi ha fatto piacere, perché io sono contro la Juve. E i juventini sono buffoni. Te la posso dire una cosa, la verità, ci rubava la partita Barcellona, ma lo sai perché? Onestamente parlando, se vi avete visto la partita, rigore e punizione in 3 secondi e nella stessa azione c'è stato il gol del 2-1. Chi di su extraterrestre, ancora non l'avete caputo? Si tifa solo Catania, basta! La coppa è truccata, sempre, in ogni caso è sempre truccata. A suo viaggio ci ho stato, a suo viaggio potrei rubare manca la luce allo stadio. La Juventus è solo forte in Italia, quando incontra una squadra forte non è la Juventus. Io sono juventino, però ci speravo, ma se è andato così che dobbiamo accettare la sconfitta. Siamo il numero uno la Juventus. Lo dico, lo sai perché? Perché lei è una squadra italiana e tutti pare hanno tifato Barcellona, schifosi che sono. Io sono juventino del primo giorno, ma se era l'Inter, era il Milan, per me è la stessa cosa perché è una squadra italiana. Non posso tifare a Barcellona, sono italiano. Buonanotte! Il Barcellona è vinto perché è un cesso, no campione. Perché cosa pensa di questa sconfitta? La Juve ha giocato bene, è mancato un po' Pirlo, ma poi la formazione della Juve è stata capace di poter battere il risultato. Purtroppo il calcio di rigore il Napoli non ce l'ha dato e la Juve non ha potuto vedere. Juventini, quando hai ansia, 3-1. Dopo 24 anni ne chiede una volta volta. Grazie signora, avanti giovane, prendere il Milan per la Coppa dei Cessi, Inter e Milan. Parole. Quindi è stata una sconfitta con onore. Con onore perché è arrivato chi ci arriva. Già è un onore che anche se esce la Juventus con il Barcellona già è un traguardo mai visto perché è una squadra potente. Barcellona è la squadra più forte del mondo e la Juventus se n'è andato con onore in tutto per tutto. Cioè, con questo signore qua si volevano buttare praticamente alla Coppa dei Campioni. Ma perché tu sei vi potete dispiaciuto? buttare a stento vi potete buttare lo scudetto in Italia. Sei dispiaciuto che si butta la Coppa dei Campioni a Barcellona? Sempre 20 anni e per 20 anni rubate un'altra volta. Perché dovete rubare, non volevate mai. Dire che abbiamo sbagliato l'arbitro. Cioè che c'erano 4 espulsioni e mi dice che c'era la butta sbagliata. Non sanno, non ne sanno aggrappare. Dice aspetta, avremo un non potremmo alleppare. E allora dice non alleppiamo un cazzo di rigore. Ma vi potete alleppare andare a funcione dell'elefante. Ma dopo questa cosa, forza Juve, non ho più votato la Coppa. Sempre forza Barcellona! Viva Barcellona! Beh, la Juventus, che ti posso dire? Ce l'ha messa tutta. Ho goduto, mi giuro una galoppata. Come una? Mi viene fottuto. Bastardi, perché sono mognicesti. Catania non dimentica. E poi soprattutto l'ultimamente fece uno striscione contro Catania. Catania è mezzo, io penso che se vengono a Catania pare, volessero nascere non qua. Lei ha tifato Barcellona o Juve? Barcellona, è ovvio. Da 30 anni che gli danno calcio di rigore da centrocampo, quelli non passano. Adesso stanno lamentando che gli dovevano dare un calcio di rigore. Ha giocato bene, gli ha preso 3 gol. Giocava male, ne pigliava reci. Sì, brindiamo, ha perso la Juve, dobbiamo brindare. Non le dire queste Ha cose. perso la Juve, forza Scusami. Italia. Prego. Noi siamo contro la Juve. I Juventini li vogliamo morti, deve morire Agnelli, e il presidente del Coso, Tevez, Pirlo, Buffone è un cornuto, tutti devono morire dalle Juve al Milan, i milanisti uno glielo tocco, uno solo, uno, poi tutti i resti.
La sconfitta della Juve è che si devono prendere il Viagra. Il Viagra. Il Viagra. Perché Viagra? Perché erano un pochettino poco più mosci, montati, capito? Ma capito quello che voglio dire? Sintonizzi, te vai in onda. Ti mando un messaggio a tutti questi catanesi che hanno tifato Barcellona. Passate lì, non mi capite. Pensate un po' a Catania, noi ci pensiamo un po' a Juventus. Allora lei è tifoso del Barcellona? No, è diverso. Anti-Juventino, no tifoso. Perché anti-juventino? Perché io non sono nato a Torino. Se ero nato a Torino tifavo per la Juve. Siccome sono nato a Catania tifo per il Catania. Bravissimo, allora mandiamo un messaggio a tutti questi tifosi juventini catanesi. No, questo per loro è un momento triste, lasciamoli stare. È un momento che in questo momento stanno soffrendo ed è giusto che non... come si dice? Lasciamoli stare. 2 finali fatte e 2 perse. Il Milan, 2 finali fatte e 2 vinte, quella è la differenza. Potete vincere in Italia, in Europa no. Ha perso la Juve anche perché ha vinto il Barcellona, questo è il motivo. Quando la squadra perde l'altra vince. Sapete perché ha perso la Juve? Perché ha vinto il Barcellona. Ma la sconfitta della Juve, la Juventus ha fatto la sua partita, ma il Barcellona dobbiamo capire che è uno squadrone. C'ha 11 elementi che quadrano tutto campo, Messi, c'ha elementi molto bravissimi che quadrano tutto campo e la squadra del Barcellona è una bellissima squadra. Ma solo che la Juventus eccitavano il calcio di cuore, la Juventus cambiava la partita e la Juventus poteva vincere la partita. Cosa pensate della sconfitta della Juve? Ti posso dire che è stata meritatissima. La sconfitta? La sconfitta ovviamente, qua a Catania si deve fare solo Catania. E per Juventina, chiappate, bastardi!